benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo, interrogatorio di Saverio Romano per l'inchiesta su sanità e appalti. Ho subito dai media una sentenza di condanna irrevocabile, non avendo ancora capito cosa mi si contesta. Protesta al nostro TG il coordinatore di Noi Moderati. Domani la deposizione di Cuffaro. Nel pomeriggio nuova riunione dell'opposizione. Si allarga il caso della società italo-belga concessionaria del demanio marittimo a Mondello. Per l'antimafia nazionale emerse gravi criticità per i mancati controlli delle istituzioni. Catania, alle ciminiere si spengono gli ultimi focolai dell'incendio che ha distrutto il teatro. Un pezzo della città se ne va, commentano i catanesi tra emozioni e ricordi. Caro affitti e sfratti forzati. A Messina, presidio dell'Unione Inquilini insieme a studenti e Sunia per l'emergenza abitativa in città. Un disagio che si incrocia con la mancanza di alloggi per gli universitari fuori sede. È già costata 4 miliardi negli ultimi anni la grande fuga di studenti e laureati dal Meridione. Sabato a San Giovanni Gemini, nell'Agrigentino, primo incontro pubblico del movimento giovanile Non Partiamo. Guerra delle prelibatezze siciliane, diffida del comune di Sortino alle rosticcerie che vendono un altro pizzolo, spacciandolo per quello originale del centro siracusano, realizzato secondo ricette e condimenti esclusivi. Teatro ad Agrigento, gran successo del Malato Immaginario, diretto da Salvo Ficarra, con musiche di Lello Analfino, un classico che torna a parlare al presente. Calcio, il Catania sabato a Casarano, Toscano medita qualche cambio in formazione. Intanto è arrivata la comunicazione ufficiale dell'aggiudicazione di Torre del Grifo, trasferte in Basilicata per Trapani e Siracusa. Bentrovati, l'inchiesta di Palermo su sanità e appalti, in corso l'interrogatorio di Saverio Romano dal GIP. Non so di cosa mi accusano, dice al nostro TG il coordinatore di Noi Moderati. Domani la deposizione di Cuffaro. Nel pomeriggio di oggi nuova riunione delle opposizioni. Marco Ulla. Avete visto la canea che si è abbattuta nei miei confronti? Ovviamente il magistrato fa il suo lavoro. Il coordinatore di Noi Moderati, il parlamentare Saverio Romano, indagato nell'inchiesta che coinvolge anche l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, in questi minuti sta rendendo davanti al GIP. Sia per Romano che per Cuffaro la procura di Palermo ha chiesto l'arresto. Secondo l'accusa avrebbero pilotato un appalto bandito dall'ASP di Siracusa, al cui vertice era stato piazzato, proprio su pressione di Romano, il manager Alessandro Maria Caltagirone. Stento a capire l'episodio che mi viene contestato, lo chiariremo col giudice, ma quello che è avvenuto sui social, quello che è avvenuto nei giornali che mi riguarda, mettendo insieme un purpurri che non mi riguarda ovviamente, sembra il tema di un fatto che ha poco a che vedere con l'accertamento della verità. C'è qualche cosa che non funziona, perché quello che è avvenuto in questi giorni è una sentenza di condanna irrevocabile. Intanto la maggioranza, dopo lo scandalo sanità e l'uscita degli assessori della DC, attraversa uno dei momenti più delicati della legislatura. L'MPA di Raffaele Lombardo mantiene una posizione defilata che ha anche causato il rinvio del vertice di maggioranza. I deputati della DC però giurano sostegno in lealtà al governo Schifani. Oggi pomeriggio, invece, il fronte progressista si radunerà per 2 giorni nell'abbazia di San Martino delle Scale, 2 giorni di ritiro per discutere principalmente della finanziaria regionale. Adesso il caso delle presunte infiltrazioni nella società che gestisce il litorale di Mondello a Palermo. Arriva davanti alla Commissione Antimafia Nazionale che conferma gravi criticità istituzionali. Ascoltato il deputato regionale Lavardera che ha denunciato tutto. Luca Ciliberti.
Ma che fa? Ma è fuori di testa. La vicenda della società italo-belga, concessionaria del demanio marittimo a Mondello nel Palermitano, è arrivata in Commissione Nazionale Antimafia, dove è stato udito il deputato regionale siciliano Ismaele Lavardera, colui che ha sollevato il caso. Il deputato quest'estate manifestava contro tornelli e staccionate che impedivano l'accesso in spiaggia. Il caso però è diventato altro. Si è scoperto che all'interno della società, che da quasi un centinaio di anni gestisce un lungo tratto di arenile palermitano, figurano tra i dipendenti alcuni parenti del boss Salvatore Genoa, condannato nel 2024. Dall'incontro sono emerse gravi criticità legate ai controlli mancati da parte delle istituzioni. Dall'audizione di ieri in Commissione Antimafia è emerso un quadro angosciante. La regione siciliana non ha controllato e non ha richiesto la documentazione antimafia a tutti i concessionari dei nidi balneari ed il Ministero non ha richiesto la documentazione antimafia neanche alle imprese che hanno ottenuto finanziamenti col PNRR. Vogliamo vederci chiaro e soprattutto la regione siciliana è chiamata a dare risposte certe, perché in Sicilia sulla legalità non si scherza. Sul caso sta indagando anche la prefettura di Palermo. Lavardera, commentando l'audizione, ha ribadito la serietà della denuncia. Nei giorni scorsi il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha disposto la scorta proprio per il deputato regionale. Un pezzo di Catania che se ne va. L'incendio alle ciminiere suscita emozioni e ricordi. Si spengono gli ultimi focolai mentre si lavora per salvare il salvabile negli uffici del polo C1 interessato da rogo. Tonino De Mana. Sopralluoghi dall'alto e dal basso mentre si spengono gli ultimi focolai. L'incendio alle ciminiere è una ferita ancora aperta nel cuore di Catania e dei catanesi. 2 sale congressi da 1200 e 600 posti sono andate distrutte, con il polo C1 inagibile ed interdetto, ad eccezione degli addetti ai lavori, nella fattispecie i vigili del fuoco o chi è preposto alle indagini. Nella zona interessata dal rogo erano in corso lavori di manutenzione straordinaria. L'incendio è partito dall'esterno del teatro, si è propagato lungo l'involucro ligneo che avvolgeva la struttura e ha aggredito la cupola, che ad un certo punto è collassata. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, 2 i reati ipotizzati, incendio e disastro colposi. In attesa che la magistratura faccia il suo corso, non restano che i ricordi di chi ha lavorato in quei luoghi, di chi ha trascorso parte dell'infanzia o, andando ancora a ritroso nel tempo, di chi ha vissuto la trasformazione delle ciminiere. È una grande storia quella delle ciminiere, purtroppo anche forse dimenticata, perché addirittura tra la fine dell'800 e i primi del 900 divenne il più grande e importante polo di raffinazione industriale dello zolfo. Noi fummo catanesi esportatori, i primi esportatori nel mondo di zolfo. Addirittura c'erano degli artisti che andavano anche a disegnare queste ciminiere, queste locali. Ci sono delle incisioni molto belle. È un pezzo di storia di Catania che se ne va. Si lavora per salvare il salvabile. Le apparecchiature che vedete si trovavano negli uffici lambiti dalle fiamme. Sabato intanto riaprono i musei delle ciminiere, mentre il Christmas Town si svolgerà regolarmente. A Trapani smantellata una piazza di spaccio nel quartiere Cappuccinelli. Sequestrata cocaina, ma anche crack, armi, 2 arresti. Emanuela Corsi. Cocaina, crack, armi nel rione popolare Cappuccinelli. È la scoperta dei carabinieri della compagnia di Trapani che, con il supporto dell'unità cinofila, del comando provinciale della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco, hanno arrestato 2 giovani di 37 e 31 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, possesso di arma clandestina e ricettazione. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio hanno sequestrato oltre 1 chilo di cocaina, circa 50 grammi di crack, una pistola con matricola a brasa provvista di silenziatore con 7 munizioni calibro 9, soldi in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sequestrati anche tutti i locali adibiti a piazza di spaccio. In queste immagini vediamo gli uomini dell'arma che, dopo aver cinturato alcune palazzine in via del Cipresso, appunto nel quartiere Cappuccinelli, hanno fatto ingresso con l'ausilio dei vigili del fuoco che hanno aperto la grata posta all'esterno della porta blindata e poi con l'unità cinofila hanno perquisito l'appartamento, comprese le aree comuni condominiali. Durante l'ispezione del terrazzo dello stabile, all'interno di un vano tecnico protetto da una grata in ferro, hanno rinvenuto la droga e le armi sequestrate, riconducibili a 3 persone del luogo e a uno straniero residente in città da diversi anni. Un motociclista è morto in un incidente stradale stamattina sulla statale 115 in territorio di Ribera.
nell'Agrigentino. La vittima è il 40enne Stefano Bruccoleri. Mentre era alla guida della sua moto, la vedete, una moto di grossa cilindrata, si è scontrato con un camion. Per lui, sposato, padre di 2 bambini, non c'è stato nulla da fare. Vedete, il corpo riverso è coperto accanto alla moto dopo l'incidente. Caro affitti e sfratti forzati. A Messina, presidio dell'Unione Inquilini insieme a studenti e Sunia contro l'emergenza abitativa in città, un disagio che si incrocia con la mancanza di alloggi per gli universitari fuori sede. Francesco Triolo. Un'emergenza dettata dai numeri evidenti che testimoniano come il problema casa sia in aumento. Caro affitti, sfratti forzati rappresentano ormai condizioni strutturali. A sottolinearlo l'Unione Inquilini insieme ad universitari e Sunia. A Messina si registra un aumento del 13,77% degli sfratti, con 190 provvedimenti e 73 esecuzioni forzate nell'ultimo anno. E nel 90% dei casi il motivo è la morosità. A Messina il dramma si tocca con mano. Messina è una città con salari bassi, con redditi bassi e con una disoccupazione, un tasso di disoccupazione molto alta, e il 90% degli sfratti sono per morosità. C'è anche chi non vuole affittare. Sì, non vuole affittare per una questione di garanzie, perché ritengono che sia le famiglie numerose sia le famiglie con portatori di handicap poi diventino un problema se eventualmente dovessero provvedere allo sfratto. Tutto questo in una città che dall'ultimo censimento di Arismea avrebbe circa 20.000 alloggi sfitti e che sta lottando per il ricollocamento di 1.600 famiglie che ancora vivono in baracca e che devono trovare una sistemazione per procedere con il risanamento. E in una città universitaria dove i posti letto per gli studenti sono appena 300 a fronte di 10.000 fuori sede che vanno ad alimentare il mercato degli affitti. Ecco il perché del presidio sotto quella che dovrà essere una nuova casa dello studente, l'ex Hotel Riviera. Questo a Messina. A Palermo sospeso il dormitorio del centro Padre Nostro creato dal Beato Puglisi nel quartiere Brancaccio. Nessun accordo sulla convenzione con il comune, i fondi stanziati sono insufficienti a coprire le spese. Ancora Emanuela Corsi. Da agosto il centro Padre Nostro di Brancaccio non ha più il dormitorio che ospitava 30 senza tetto e offriva un servizio mensa. Il motivo è che i soldi stanziati dal comune di Palermo per persona sono insufficienti a coprire tutte le spese, dichiara il presidente del centro Maurizio Artale. Abbiamo avuto delle promesse negli anni che avrebbero adeguato le tariffe che pagavano per gestire il dormitorio. Ma purtroppo da 15 euro gli abbiamo dimostrato come non si poteva gestire questo servizio, abbiamo fatto i conti anche con loro che meno di 25 euro questo servizio non si può offrire e loro alla fine hanno aumentato da 15 euro a portarlo a 18 euro e quindi noi siamo stati costretti a non rinnovare più la convenzione. Il centro Padre Nostro fu fondato 34 anni fa dal Beato Pino Puglisi, parroco del quartiere Brancaccio, ucciso dalla mafia nel 1993. Il dormitorio è una delle strutture e dei servizi offerti per coloro che vivono una situazione di precarietà abitativa. La finalità principale era quella di migliorare la qualità della vita a partire da interventi relativi all'igiene personale e ambientale, al soddisfacimento dei bisogni primari e alla conoscenza delle strutture pubbliche che erogano prestazioni socio-assistenziali e mediche. 15 euro, poi portati a 18, sono insufficienti per sostenere tutte le spese, dai pasti alla pulizia. Quello che ci hanno detto è: ma gli altri come fanno? Io non so come fanno gli altri, so come non possiamo fare noi. Però sarebbe interessante e importante che qualcuno ci venisse a spiegare come fanno gli altri, perché magari noi non lo sappiamo fare. Dalle abitazioni alle prospettive di studio e lavoro nella nostra regione. Sono migliaia ogni anno gli studenti e i laureati che lasciano il Sud. È una grande fuga che ha un costo enorme per il Meridione. Lorena Dolci.
Ogni anno 134.000 studenti e 36.000 laureati abbandonano il sud per andare al centro-nord. Lo dice il Focus Censis Conf Cooperative, una grande fuga che al mezzogiorno costa oltre 4 miliardi. Nel 2022 23.000 laureati al sud hanno scelto le regioni del centro-nord per inserirsi nel mondo del lavoro. Nel 2024 altri 13.000 sono andati all'estero. I conti sono presto fatti. Se ogni laureato rappresenta un investimento di 112.000 euro dall'asilo nido alle elementari fino alla pergamena, il totale fa una perdita di 4,1 miliardi di euro. Soldi investiti dal sud per formare una classe dirigente che poi li restituisce altrove. Roma, Milano e Torino sono le città universitarie più ambite dagli studenti che se ne vanno dal sud, con un'altra conseguenza, che dalle casse degli atenei meridionali sono evaporati 157 milioni di euro, mentre quelle del centro-nord registrano 277 milioni di incassi. Una perdita sociale, economica, demografica e culturale, una fuga silenziosa che svuota interi territori, che adesso però segna un'inversione di tendenza. Sabato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, nasce il Diritto di Restare, movimento che riunisce 44 associazioni per dare finalmente voce ai giovani decisi a tornare nella propria terra. Voltiamo pagina, guerra per le prelibatezze gastronomiche, diffida del comune di Sortino agli alimentari che vendono il pizzolo spacciandolo per quello originale. È un prodotto tipico del comune del Siracusano, realizzato secondo ricetta e condimenti esclusivi. Francesco Aloi. Il pizzolo nasce dalla lavorazione del pane delle nostre nonne. Gli scarti del pane venivano poi reimpastati e messi in forno con del formaggio sopra e nasceva il pizzolo, che veniva condito con quello che si trovava a casa. Pochi ingredienti per un pizzolo tutto da gustare. Oltre al miele è questo il simbolo di Sortino. Il piccolo comune montano del Siracusano ne ha fatto il suo punto di forza. Abbiamo una miriade di varianti perché il pizzolo non è altro che un involucro. All'interno puoi mettere la qualsiasi: carne, pesce, verdure, salumi. Ma ultimamente è proprio attorno al pizzolo che è scoppiata una polemica. C'è chi ha usato il marchio Pizzolo di Sortino senza esserne autorizzato. Così il comune ha deciso di rispondere con la diffida. Abbiamo diffidato 2 attività, una nel catanese e una nel siracusano, proprio perché il marchio registrato impone anche un disciplinare di produzione. Noi vogliamo che il nostro pizzolo sia conosciuto, venga fatto anche da altri pizzaioli, ma che venga fatto con i criteri però che abbiamo già stabilito col disciplinare di produzione. Nessuna voglia di creare conflitti o battaglie campanilistiche, ma come dice il sindaco l'obiettivo è uno: dare delle indicazioni corrette, esatte su come si prepara il pizzolo di Sortino. Può essere salato o dolce, qualsiasi sia il ripieno, al pizzolo non è facile resistere, anzi è impossibile. E allora, buon appetito! Beato te, caro Francesco, a noi è rimasto un certo appetito e ci trasferiamo allora ad Agrigento, dove è stato venduto tutto esaurito al teatro. Ci sono stati applausi scroscianti al Palacongressi per l'apertura della nuova stagione. Era in scena Il malato immaginario, diretto da Salvo Ficarra, con le musiche di Lello Analfino, un grande classico che torna a parlare al presente. Davide Sardo. Sold out e applausi a scena aperta al Palacongressi di Agrigento per l'apertura della nuova stagione teatrale. In scena Il malato immaginario di Molière con la regia di Salvo Ficarra e le musiche di Lello Analfino. Un debutto travolgente che inaugura la rassegna Riflessi culturali. Biglietti esauriti in pochi giorni per uno spettacolo che intreccia fedeltà al testo classico e sensibilità contemporanea. Una storia che continua a parlarci di fiducia, medicina e fragilità umana, con un linguaggio ironico e sorprendentemente attuale. Molière si scaglia contro la medicina e soprattutto i ciarlatani della medicina, che fra l'altro ai loro tempi abbondavano anche allora. Io sento notizie e altre del giornale di gente che si spaccia per chissà che, combina danni, e lo spettacolo parla di questo, parla di un malato immaginario che ha le prese con diversi medici
medici, con diversi farmacisti che gli spillano soldi a non finire. E mi pare, insomma, storia di oggi. Sul palco un cast corale e affiatato, guidato da Tosto, che dona allo spettacolo un'energia autentica, fatta di ritmo, complicità e passione condivisa. Una serata memorabile, abbiamo aperto la stagione nel migliore dei modi con uno spettacolo colto ma soprattutto umoristico, comico, la gente si è divertita molto e dobbiamo dire che insomma, meglio di così non potevamo cominciare. Un debutto che segna nel migliore dei modi l'apertura della stagione teatrale agrigentina. Pubblico entusiasta, atmosfera di festa e un segnale forte di vitalità culturale per la città. Complimenti davvero ad Agrigento. Adesso è il momento della nostra pausa, subito dopo per il calcio le possibili novità del Catania che sabato sfiderà il Casarano in trasferta e anche le prime mosse del club di Pelligra dopo l'aggiudicazione ufficiale di Torre del Grifo. State con noi, vi aspetto. Il Catania lavora in vista della trasferta di Casarano, possibili cambi in formazione. Intanto è arrivata la comunicazione ufficiale per Torre del Grifo. Marco Carli. Solo buone notizie che arrivano dal campionato per il Catania. Il primato, la frenata della Salernitana, l'avvicendamento sulla panchina del Benevento con l'esonero di Auteri. L'importante è non farsi distrarre e proseguire il cammino. Intanto arrivano positive notizie anche per quanto riguarda l'extracampo. Via PEC la curatela ha comunicato al Catania l'aggiudicazione definitiva di Torre del Grifo per la cifra di 5,5 milioni. Il decreto di trasferimento prevede ora il saldo della somma, 4.900.000 euro, entro 120 giorni e il conseguente rogito notarile. Il primo passo della società etnea è chiedere alla curatela la possibilità, nelle more dell'atto di trasferimento, di lavorare per il ripristino dei campi in erba naturale. Circa 2 mesi per portare a termine gli interventi. La squadra intanto si è allenata in sede e farà invece la rifinitura in Puglia. Difesa inalterata a Casarano, qualche dubbio resta per gli altri reparti, anche in riferimento ai diffidati. Dunque soprattutto ballottaggio e centrocampo con Di Tacchi e Quaini con 4 ammonizioni, alla quinta saranno squalificati. Ma anche davanti non è detto che Toscano lasci tutto inalterato. Da dopo la bella prestazione con l'Altamura, ma anche Forte e Rolfini vogliono giocarsi il posto dal primo minuto. Di certo Toscano tiene tutti sulla corda, troppo importante provare a dare continuità. Il Casarano è in serie negativa, ma sono proprio queste partite che possono segnare ulteriormente la dimensione del Catania dopo la conquista della vetta. È il momento di continuare sulla striscia di risultati positivi per Trapani e Siracusa, entrambe attese da trasferte in Basilicata. I Granata giocheranno domenica a Potenza, gli Aretusei sabato a Picerno. Francesco Triolo. Agganciata alla zona playoff, il Trapani non vuole più mollarla e a Potenza anzi ha l'occasione per consolidarla. Di fronte si troverà una formazione che ha appena vissuto una sorta di rivoluzione dirigenziale con l'arrivo di Giuseppe Di Bari come direttore sportivo, una figura che proprio da questa settimana dovrà valutare soprattutto la posizione dell'allenatore Pietro De Giorgio, al quale è stata rinnovata la fiducia a termine sia domenica, ma già circola con insistenza il nome di Gaetano Fontana per la panchina. Il Trapani invece è sulle ali dell'entusiasmo, le 3 vittorie consecutive valgono tanto anche perché a fine mese potrebbe arrivare una nuova penalizzazione, quindi occorre mettere fieno in cascina. Aronica anche domenica non dovrebbe cambiare molto, difesa a 4, l'unica novità è dettata dalla squalifica di Giovanni Di Noia con Palmieri che dovrebbe sostituirlo a centrocampo. A Siracusa invece si sta cercando di risalire pian piano mettendosi alle spalle l'avvio difficile di campionato. La società e il tecnico hanno fatto quadrato, le 2 vittorie nelle ultime 3 partite hanno dato un pizzico di entusiasmo e consapevolezza. Sabato a Picerno c'è la ghiotta occasione per dare continuità ai risultati e lasciare magari l'ultimo posto in classifica. Turati spera di recuperare Di Paolo che potrebbe partire dalla panchina con la conferma dell'11 vittorioso contro il Latina. Noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.